Un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: «Che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrei più amministrare». L'amministratore disse tra sé: «Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua». Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone. Disse al primo: «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: «Prendi la tua ricevuta, siediti subito, scrivi 50. Poi disse a un altro: «Tu quanto devi?» Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: «Prendi la tua ricevuta, scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce». Ricordo perfettamente la prima truffa che ho subito. Ero un giovane sacerdote, viene una ragazza, stiamo facendo delle interviste, mi fa delle domande, può dirmi anche il suo nome, dove abita, va bene, e per favore metta una firma qui. Ho messo la firma e subito dopo mi fa: bene, lei è abbonato a questa biblioteca, le verranno inviati, può scegliere i libri, 5 libri all'anno. Ecco, quella è stata la prima truffa che ho subito. Ma tutti, penso, dobbiamo stare molto attenti. Oggi sono molto più sofisticate. Ti arriva la telefonata, tempo fa, anni fa, mi ricordo, arrivò una email del vescovo di allora dicendo: sono qui in aeroporto bloccato con le carte di credito che non funzionano, per piacere puoi fare un bonifico su questo conto del mio amico così lui può aiutarmi. Hanno una fantasia questi truffatori. Non per niente il Vangelo dice che i figli delle tenebre sono più furbi, sono più scaltri dei figli della luce. Ma allora possiamo chiederci: ma sto benedetto Vangelo cosa vuole insegnarci? Essere disonesti? Lodò l'amministratore disonesto. Perché lo lodò? Perché probabilmente usava la stessa logica con cui il suo padrone aveva accumulato così tante ricchezze. È evidente che c'è qualcosa che non funziona in questo Vangelo. Vuol forse istruirci sul percorso di come si risolvono i problemi. Oggi ha un grande successo, ci sono corsi di problem solving, di come si risolvono i problemi, perché ci si guarda la situazione senza rifiutarla, con realismo. È inutile colpevolizzare se stessi, caricarsi di colpe che non sono proprie. L'amministratore avrebbe potuto dire: ecco, sono stato incapace, non sono capace di far niente, non valgo niente. No. Oppure scaricare la colpa sul mondo intero: è sempre colpa degli altri, sono loro che non mi capiscono, che non... invece dire: prendi in mano la tua situazione, capisci i tuoi limiti, quello che sai fare, quello che non sai fare, con intelligenza elabora una strategia di uscita da questa situazione nella quale trovi, senza piangere, senza disperarti, senza mandare al diavolo tutto il mondo, con realismo. È questo che vuole insegnarci il Vangelo. Sono un po' confuso io quando leggo sempre questo Vangelo, però penso anche a un'altra cosa. Pensate, non so, oggi le nostre chiese si svuotano. Allora come possiamo risolvere questo problema? Maledicendo quelli che non vengono più in chiesa, che non c'è più fede, non gliene interessa più di niente. Cosa possiamo fare? Colpevolizzare noi, ecco, è tutto sbagliato quello che abbiamo fatto fino a... Cosa volete? Ma è questo che vuol dirci il Vangelo? Oppure c'è anche un'altra alternativa. Se gli uomini e le donne di questo mondo sono furbi nella disonesta ricchezza, noi che abbiamo a disposizione la parola di Dio, i sacramenti, la figura dei nostri santi, che cosa mai non dovremmo fare per tenere alta la nostra vita spirituale? Forse è anche questo che ci viene chiesto. Avere un po' di scaltrezza, ecco la parola sulla quale mi fermerei, perché anche
la scaltrezza nel valorizzare la parola di Dio che sono chiamato ad ascoltare tutti i giorni, la scaltrezza di trovare quei 5 minuti di tempo, la scaltrezza nel far bene i miei programmi per non saltare la messa la domenica, la scaltrezza nel non cadere nelle trappole che mi tendono gli altri per reagire con aggressività, con violenza verbale, usare la scaltrezza nelle relazioni, ma in senso buono, in senso positivo. Forse è questo che ci chiede il Vangelo. Cos'è questa scaltrezza che ci viene chiesta? Dove utilizzarla al meglio anche nei doni spirituali che il Signore ci fa? Buona domenica.